alla nostra gente. Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie Sveva dalla bellissima voce. Bentornata. Riprendiamo dopo la pausa settimana scorsa le nostre elucubrazioni. È un anno che abbiamo introdotto un argomento che in origine sembrava così un po' etereo, non strettamente attinente alla realtà, cioè il concetto di democrazia che corrisponde a un potere del popolo, potere naturale del popolo, e la sua crisi. Poco alla volta l'argomento è diventato pregnante, addirittura in tutte le pubblicazioni politiche, di natura politica, che hanno caratterizzato questo anno in corso. È diventato pregnante e contrastato da parte della religione socialista, quella che fa capo ai partiti della sinistra, è stato invece più o meno accettato, comunque ascoltato con curiosità dalla parte opposta. Ascoltato con curiosità e anche con qualche punto interrogativo, perché oggettivamente una teoria generale per ciò che riguarda la rivitalizzazione della democrazia non è venuta fuori. Cioè, gli unici che possiedono un patrimonio di dottrine politiche idoneo per riattivare una democrazia effettiva, cioè democratos, potere naturale del popolo, con tutti i meccanismi che possono determinare, è la Lega. La Lega che ha come teoria base, dottrina base, l'autonomia, il federalismo e come teoria di sostegno, la colonna portante, il principio di sussidiarietà. Non faccio all'ente superiore quello che può essere fatto dall'ente inferiore, perché è competenza esclusiva di quell'ente fare ciò che è demandato a fare e che può fare. Punto. Quindi abbiamo tracciato durante questo anno un quadro che è diventato interessante per tutti. Interessante al punto che da ricevere il sostegno, l'incremento con la nomina del nuovo pontefice, Leone XIV, il quale ha detto con chiarezza fin dall'inizio, fin dalla sua provvisione sulla loggia di San Pietro, laddove è apparso avendo già peraltro preparato un profondissimo discorso, ha detto subito: c'è bisogno di una nuova dottrina sociale, quindi di principi, valori e senso che sostengano la società attuale infragilita, indebolita, frammentata, perché è un'epoca che, come al tempo di Leone XIII, con la rivoluzione industriale, presenta un'altra rivoluzione, quella digitale, molto più pericolosa, perché ove venga utilizzata, come purtroppo la si sta utilizzando, ha come effetto o rischia di avere come effetto la schiavizzazione, l'annullamento del concetto stesso di popolo. Quindi nel momento in cui non c'è il popolo non c'è più neanche la democrazia. E questo l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo considerato, ha degli segnali preoccupanti, dei segnali effettivi che stanno nei protocolli e nei moduli che ormai costantemente ci vengono propinati, ai quali non possiamo dire di no. Noi viviamo in una società burocratizzata e il burocratismo è la subideologia
che insegna il socialismo, la subideologia che sostiene qualunque ipotesi di sterilizzazione. Crisi della democrazia. Crisi della democrazia abbiamo anche fatto degli esempi concreti, da quello dell'impossibilità di avere contatti personali, diretti, con responsabili degli enti che ci forniscono i più elementari e essenziali servizi, da quello elettrico, quello telefonico, l'internet, è impossibile, il gas, l'acqua, la luce, è impossibile avere un rapporto diretto e si viene deviati su call center dove a seconda di chi capita ti dà risposte diverse, ricevi risposte diverse, indicazioni diverse, salvo poi pagarne le conseguenze, perché non c'è responsabilità alcuna effettiva da parte dell'ente incaricato di un pubblico servizio. Il servizio pubblico in realtà sfugge al pubblico. Nel momento in cui il servizio pubblico sfugge al pubblico, qualche domanda sul potere del pubblico rispetto a quei servizi uno se la deve porre. Ecco. Un altro esempio che possiamo portare viste le polemiche, il clamore di questi giorni, è Milano. Il caos, l'inchiesta che si è aperta a Milano. Si è detto e si guarda soprattutto alla parte penale, cioè il Tangentopoli 2, Milanopoli. La cosa a me e al popolo interessa fino a un certo punto. Capisco l'inchiesta, capisco la necessità di procedere da parte dell'autorità giudiziaria, ma quello che rispetto a ciò che abbiamo detto in questo anno qui interessa è l'esclusione che appare lampante del popolo da decisioni che sono state decisive per Milano. Vediamo, Milano da città commerciale e industriale, quale era specialmente nella periferia, pensiamo a Sesto San Giovanni, Cinisello, Balsamo, l'area a sud-est, è diventata un insieme di grattacieli, di splendidi grattacieli che sono cresciuti e hanno completamente trasformato il volto della città. Certo, qui entrano in gioco anche le responsabilità di chi di una trasformazione del genere rispetto a una trasformazione del genere avrebbe dovuto porsi qualche domanda e andare a vedere qualcosina di più. Non è avvenuto. In effetti, se voi pensate a quella città che aveva capannoni, aveva industrie siderurgiche, la Falck, industrie automobilistiche, nell'Alfa Romeo, l'Auto Bianchi, ci si trova Auto Bianchi a Lambrate, tanto per essere la Falck a Sesto San Giovanni, ci si trova davanti a un concentrato di enormi grattacieli che nulla più, che hanno cambiato completamente il volto della città. È un bene? È un male? Certamente ci sono lati molto positivi, ci sono lati altrettanto negativi. Quello che è certo è che questa trasformazione completa da una città con una sua determinata vocazione, con una sua determinata popolazione, con abitudini e costumi consolidati, si è trasformata in una metropoli, come ce ne sono tante nel mondo, in una metropoli che con quella città così come è sempre stata non ha nulla a che vedere. Nessun rimpianto né per
per il passato o per ciò che è o ciò che non è. L'importante è che le cose siano fatte bene e siano condivise. E qui c'è la domanda, ma il popolo milanese, nella sua autonomia, nella sua tipicità, nei suoi costumi, che assenso ha dato, che consenso ha prestato rispetto a una trasformazione di questo tipo? Trasformazione che, tra l'altro, è basata su un criterio che la logica, per la verità, la rifugge, cioè che sia lecito, sia normale, sia autorizzabile la trasformazione di volumetrie orizzontali, le vecchie fabbriche, i vecchi edifici della milanesi, con volumetrie orizzontali. Grattacieli. No, per carità, soluzione che può essere innovativa e valida, però se ben studiata, se condivisa. Ora, qui di studiato e condiviso c'è qualche dubbio viene, ecco, diciamo, perché la logica certamente non può accettare che un capannone di una determinata volumetria sia la stessa cosa da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista logico, di un edificio messo orizzontale, messo in verticale e piedi. Una roba completamente diversa, richiede norme completamente diverse, richiede studi completamente diversi, studi anche sociologici completamente diversi. Ora, quando in un cortile ci si trova invece di una serie di officine, ci si trova un grattacielo, qualche problemino e qualche domanda qualcuno se la pone. Se la sono posti coloro che si sono trovati il grattacielo nel cortile, ma avrebbero dovuto porsela tutti. Questa trasformazione complessiva della città pone interrogativi. Pone interrogativi sotto il profilo della democrazia. Cioè, qual è stato effettivamente il controllo e la possibilità di controllo da parte del popolo rispetto a qualcosa che ha fatto cambiare pelle a una città, che ha sostanzialmente trasferito intere popolazioni, interi gruppi sociali nelle periferie, dove nelle periferie regna il caos, o quantomeno non c'è controllo, non c'è sicurezza. Rispetto a eventi di questo tipo, questi trasferimenti sociali, quali studi, quali ragionamenti, quali argomentazioni, quali partecipazione è stata adottata? Si è detto che si era nel diritto di fare di assumere determinate scelte, e in base a quelle scelte le conseguenze per gli altri sono state del tutto non studiate, del tutto non valutate. Oggi abbiamo una città con questi grattacieli che sono abitati da personaggi, da persone che godono di un alto reddito, generalmente tra l'altro dipendenti, amministratori di grandi società, di grandi gruppi economico-finanziari, e il resto della popolazione milanese e non milanese, perché gli extracomunitari non sono ad oggi milanesi, ha dovuto così occupare le periferie, trasferirsi, migrare, una migrazione interna obbligata che non è stata per nulla studiata, non è stata per nulla prevenuta. Ora, è il simbolo della crisi della democrazia, secondo me. Cioè, una democrazia che non ha possibilità nemmeno di controllare ciò che avviene nella propria città. La propria città viene trasformata nei suoi indirizzi, nelle sue finalità, nelle sue abitudini, completamente trasformata, e nessuno è in grado di dire nulla, di fare nulla.
ci sono 4, 5, 10 illuminati con sospetto di conflitti di interesse piuttosto gravi, i quali decidono per tutti. Decidono per tutti sulla base anche di convenienze che appaiono abbastanza identificabili. Ora, la crisi della democrazia significa anche concretamente la crisi di una grande metropoli, significa concretamente la crisi sociale, significa concretamente mettere in gioco una storia, un modo di vivere, un modo di essere che certamente non basta a calmierare, a attutire il fatto di porre delle corsie preferenziali per le biciclette che rispetto a questo sono tutto sommato una presa in giro. Questo è il dato oggettivo, non è una questione di vivibilità, ma, o meglio, se è una questione di vivibilità, è una questione di vivibilità posta rispetto a un qualcosa di diverso rispetto a quello che era prima, cioè di complementare rispetto a un disegno che da parte del popolo non ha ricevuto nessuna approvazione, nessuna possibile discussione, messa in discussione. Ecco, la crisi della democrazia è una crisi che va a toccare direttamente il corpo sociale, che va a toccare anche direttamente gli assetti sociali, che va a toccare anche direttamente ciò che un soggetto ha maturato non solo da sé, ma anche attraverso le generazioni precedenti e che viene improvvisamente cancellato, modificato. Cos'è questo? Cos'è il fatto che popolazioni, piccole popolazioni, diciamo gruppi sociali, piccoli e grandi che siano costretti a trasferirsi, ad andarsene, ad abbandonare quella che è stata tradizionalmente, storicamente, la loro abitazione, il loro luogo di vita e di interesse. Cos'è questo? È tipicamente un metodo, l'effetto di un metodo di schiavizzazione, di subordinazione. Io, illuminato per te, decido che cosa devo fare anche indirettamente dei tuoi beni, della tua persona, del tuo modo di vivere, decido che è migliore, tu arrangiati. Mica democrazia deve fare, e non è neanche socialità. Quando Papa Leone XIV interviene dicendo c'è bisogno di una nuova dottrina sociale, dice anche questo. Dobbiamo guardare a lui con speranza proprio per questo fatto, perché il problema è stato individuato, l'ha individuato. Se le nostre città venissero stravolte come tutte, anche quelle più di minori dimensioni, Padova, Brescia, Bergamo, Como, Varese, Alessandria, venissero stravolte come è avvenuto per Milano, verrebbe stravolta l'intera storia dei nostri popoli. Verrebbe stravolta il modo di essere buono o grano, con i suoi pregi e i suoi difetti, il modo di essere delle nostre popolazioni. Ecco dove servirebbe uno studio, un'applicazione intensa, anche con espressioni di tipo politico, di quelli che sono i principi dell'autonomia, i principi del federalismo, il principio di sussidiarietà. Qui di sussidiarietà non se ne parla e non se ne è parlato. A Milano certamente il principio di sussidiarietà
non è stato applicato. Questo è poco, ma sicuro, scientificamente sicuro. Uso la parola scientificamente tanto cara ai socialisti perché secondo loro le loro teorie e la loro dottrina sono scientifiche. Questo è scientificamente dimostrato, quindi o è scientifica la dimostrazione oppure non sono scientifiche le loro teorie, oppure siamo noi che vediamo con occhi diversi quello che in realtà è un miglioramento. Non è affatto un miglioramento, è un cambiamento deciso che può essere anche un miglioramento, ma che ha scavalcato completamente la volontà popolare. Ci è passato sopra perché le utilità, il miglioramento visto da certuni illuminati, socialisti illuminati, ha superato quelle che sono le abitudini, magari anche di poco conto, magari anche per certi aspetti arretrate, ma che vanno rispettate del popolo. Il rispetto per il popolo non c'è stato. Questo è poco, ma sicuro. C'è stato un rispetto per interessi vari, ritenuti superiori e prevalenti rispetto a quelli del popolo. Ecco come la crisi della democrazia, la sua pratica non attuazione, perché questo comporta gravi conseguenze, non solo collettive, e lo vediamo, ma anche personali, perché alla fine una persona, in quel determinato ambiente in cui lui e generazioni precedenti hanno sempre vissuto, hanno creato una socialità, sono costretti a prendere baracca e burattini, il carretto e i muli di traino e a trasferirsi dove quella socialità non esiste, deve essere ricostituita e non si sa neanche se potrà essere ricostituita perché sono presenti altre socialità del tutto incomparabili, comunque essenzialmente diverse, perché trovarsi in un quartiere dove prevale di fatto prevalgono abitudini e costumi, che ne so, del Nord Africa piuttosto che dell'Asia, non è come vivere in una società, in un ambito dove la storia ha accumulato, ha sedimentato, ha creato una cultura che è propria. Perché principio l'autonomia, principio di sussidiarietà? Anche i singoli quartieri nella Milano stessa presentano le loro caratteristiche, la loro cultura e le loro abitudini, che vanno collegate, che vanno miscelate con quelle adattate rispetto a quelle degli altri quartieri, ma che hanno una loro tipicità. Porta Ticinese è diverso rispetto all'Ambrate, come mentalità, come composizione sociale, come comportamento. Questa è la grande sfida qui visualizzata a Milano che attende la politica. E la politica deve essere in grado di affrontarla. Non basta urlare, gridare e lamentarsi. Bisogna costruire qualcosa. E il quattordicesimo lo sta facendo per parte sua, oltre a svolgere una grandissima rivitalizzazione della diplomazia. Questo è un altro aspetto molto importante. Ma anche a noi tutti tocca ricostituire e difendere una nostra cultura, un nostro modo di essere che non può essere stravolto dalla sera alla mattina sulla base della decisione, della firma, del segno tracciato su una planimetria di un funzionario qualunque che non sappiamo neanche chi sia. Il controllo delle istituzioni da parte del popolo, il controllo efficace, il controllo effettivo da parte del popolo è la base della democrazia. E questa sicuramente, nessuno può dire il contrario, a Milano non capita.
venuto a mancare a Milano, un poco, suppongo, altrettanto verrà a Roma o verrà a Napoli, penso. Però non abbiamo elementi concreti per poterne discutere, ma penso che avvenga anche poco alla volta, anche negli altri centri. Bene. Ammettere un procedimento di questo tipo significa stravolgere le nostre abitudini, stravolgere i nostri costumi, stravolgere la nostra cultura. E è inutile poi pensare che tutto sommato, insomma, in qualche modo poi ci si aggiusta. Non è vero, non è più il tempo degli aggiustamenti. Questo è il tempo, come è avvenuto a Milano, di migrazioni interne anche nell'area milanese stessa, che vengono rese sostanzialmente obbligate. Perché là dove ci sono quei grattacieli enormi, ho finito, e i grattacieli enormi, le nostre comunità, le nostre culture di quartiere non possono sopravvivere. Devono prendere baracca e burattini e andarsene. Riflettiamo anche su questo e a risentirci sabato prossimo alla stessa ora, purtroppo con la mancanza del famoso canale 252 del digitale terrestre. Avete ascoltato